Il Vinitaly come sempre ci fa scoprire realtà straordinarie, andiamo a conoscere cosa ci propone la redazione nel prossimo servizio. Tempo di Vinitaly anche per Vivo Cantine, realtà cooperativa che all'appuntamento veronese rappresenta la vera essenza delle produzioni del Veneto orientale. La nostra cooperativa è una cooperativa che conta poco meno di 2000 soci produttori, viticoltori, che hanno associato al conferimento circa le uve ottenute da circa 6.000 ettari di vigneti, quindi una realtà importante. Pigiamo e lavoriamo le uve in 8 cantine, poi abbiamo una nona cantina dove facciamo l'attività di imbottigliamento delle nostre produzioni e la cantina numero 10 è una cantina aziendale della nostra azienda agricola. Una fiera che per voi è anche l'occasione per mettere in mostra qualità e sostenibilità soprattutto. Certo, soprattutto la sostenibilità, abbiamo investito molto in questo progetto, buona parte delle nostre cantine sono già certificate Viva, il 75-80% delle uve conferite alle nostre cantine, soprattutto per le varietà Prosecco, Glera Alta d'Are DOC Prosecco e Pinot Grigio DOC delle Venezie e DOC Venezia, sono ottenute con il metodo dell'SQNPI, cioè una produzione integrata delle uve ottenute mediante metodi agronomici e con trattamenti a bassissimo impatto aziendale. Uno sforzo notevole da parte dei produttori associati, sforzo riconosciuto anche dai consumatori, tuttavia la tendenza rispetto alla sostenibilità produttiva è chiara. Ci deve essere sicuramente una maggior distinzione dei prodotti ottenuti con questi metodi affinché il consumatore li possa apprezzare e preferirli rispetto ai prodotti convenzionali. È un qualche cosa in più che dobbiamo riconoscere ai nostri produttori perché effettivamente da questo punto di vista hanno fatto parecchi passi in avanti.